Rinnega ogni accusa il padre di origini marocchine raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto raccontato da moglie e figli, l'uomo avrebbe tentato di dar fuoco alla figlia sedicenne cospargendola di benzina. Accuse che l'uomo respinge categoricamente. Ha negato assolutamente, il giudice ha fatto specifica domanda riguardo al discorso del tentare di dare fuoco con la benzina, ma lui ha negato assolutamente quell'episodio e io ci credo. Lo conosco da una ventina d'anni, continua il legale, sia perché abitavamo entrambi ad Arcade, sia perché in un paio di occasioni l'ho difeso per guida in stato di ebbrezza. Sono reati di un certo allarme sociale sicuramente, ma non sono reati violenti, di sangue o comunque del tipo di quello che gli è stato contestato. Secondo le accuse, l'uomo avrebbe sversato da una tanica della benzina addosso alla figlia. Tanica che pare che addirittura non ci sia neanche. Non c'è nessun integralismo religioso, spiega ancora il suo legale. Non è vero che una pressione eh, religiosa, di islamismo integralista, cose di questo genere, assolutamente. E il problema era che come padre, cinquantenne, egli si preoccupava dell'andazzo di vita che stava conducendo la figlia in questi ultimi tempi, delle frequentazioni. I giovani sono quelli che sono, nessuno dubita di questo, e anche se un giovane fa delle scelte non per questo bisogna picchiarlo, ma lui nega di averla picchiata. Voglio venga fatta chiarezza, dice alla fine l'avvocato Bonazzi. Vedremo con colleghi insieme se sarà il caso di andare a riesame o comunque o di produrre documentazione a quattro e vita al giudice per poter realizzare un'istanza di scarcerazione